Nella suggestiva cornice dello storico arsenale torna a Venezia il Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore, giunto alla sua quinta edizione. Un'esperienza a 360 gradi tutta da vivere, all'insegna della passione per il mare e per la nautica. Vi portiamo con noi nell'antico cuore della marineria veneziana, tra le storiche tese cinquecentesche, tra passato, presente e futuro. Il Salone Nautico giunto alla sua quinta edizione, un compleanno importante. Quali le novità? Innanzitutto una conferma di presenza di molti cantieri che sono venuti alle prime edizioni e che quindi hanno creduto in questo progetto, ma anche tanti nuovi cantieri. Noi avremo 270 espositori, di cui un 20% sono nuovi espositori, 220 dall'Italia e 50 dai paesi stranieri. Abbiamo cantieri dal nord Europa, cantieri dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Spagna, tutto il Mediterraneo crede in questo progetto. Una location d'eccezione, l'antico arsenale di Venezia, una location tutta particolare, storica. Vogliamo raccontare cosa succedeva qui ai nostri telespettatori? Qui la Serenissima costruiva le proprie navi, qui ogni singolo edificio parla della propria storia, le corderie, le tese alle nappe, gli scali. Qui è nato il modello fordista, per cui alla fine si riuscì a costruire una nave ogni giorno e non poteva che tornare qui all'Arsenale un salone nautico. Passato, presente e futuro si fondono qui proprio per gli amanti della nautica e del mare a Venezia. Sì, perché qui noi troviamo la cantieristica veneziana, oggi con la sfida della sostenibilità, quindi abbiamo dei cantieri che ripropongono vecchi storici progetti rifatti con legno e poi motorizzati anche in maniera ibrida, in maniera elettrica. Qui troviamo anche la cantieristica che è capace di fare manutenzione delle barche storiche veneziane, ma anche tutto quello che è la nuova produzione. Innanzitutto la cantieristica italiana, che ricordiamo oggi corrisponde ad oltre il 50% del mercato mondiale, e questo è un salone che ha una forte vocazione internazionale. Ricordiamo che abbiamo anche un supporto dell'Istituto del Commercio Estero proprio per promuovere il Made in Italy in tutto il mondo. Era il 1180 e qui a Venezia si iniziavano a costruire grandi navi. Sì, la prima città in tutta Europa partiva questa grande avventura che sarebbe diventata storia proprio qui, nell'Arsenale. All'interno delle tese, queste magnifiche tese che hanno avuto dei risvolti e delle espansioni continue durante il 1500, durante il 1600, immaginate che ognuna di queste tese era specializzata in un singolo pezzo della nave e poi alla fine c'era quello che viene definito oggi in termini moderni l'assembly line, dove si assemblavano le navi. Quante tese nell'Arsenale? Allora, sono tantissime e ovviamente l'Arsenale ha avuto dei rimaneggiamenti durante i secoli. Sono più di 27 le tese oggi presenti nel loro stato. Immaginate che dove camminiamo ora in realtà c'era acqua, le navi entravano e venivano costruite al lato. Il visitatore che arriva qua in questa edizione può visitare proprio queste tese dove al giorno d'oggi si propone qualcosa sì legato al passato ma anche legato
al presente, naturalmente, poi fuori al futuro. Al presente ma anche al futuro. Oggi qui per esempio siamo nell'attesa dedicata alla parte di artigianalità, quindi ai nostri maestri d'ascia che producono dalle gondole ma anche dagli scaffi a motore con delle opere vive, cioè le parti che toccano l'acqua che sono adattate alla laguna veneta. Ecco, gentili telespettatori, voi non potete capire l'emozione che si prova a camminare qui dentro, a vedere queste antiche mura. Ad esempio qui c'era un forno, si vede ancora, qui si producevano addirittura i cannoni. Esattamente, allora questa è denominata la tesa alle nappe e quindi le nappe erano proprio i forni per aspirazione, qui venivano forgiate tutte le parti in metallo, inclusi i cannoni. Alberto, si può venire a Venezia e non presentare una gondola? Direi proprio di no, qui ne vediamo una nella sua magnificenza, è una barca unica, una struttura veramente atipica, perché immaginate che la gondola è condotta da un singolo gondoliere, quindi da poppa con un remo, e la gondola, per essere condotta in maniera lineare, cioè andare verso una direzione, ha un'inclinazione asimmetrica di 13 gradi che ne facilita appunto la portanza in acqua. Alberto, facciamo così, facciamo una magia, un salto. Un salto nel tempo e di qualità tra una gondola e un mega yacht. Usciamo. Benissimo, usciamo. Partiamo proprio da qui, dalla barca più grande, più lunga che c'è in questo cantiere oggi, ed è lunga ben 38 metri, vero? Assolutamente. Alberto? Allora abbiamo qui un Custom Line del gruppo Ferretti, una barca che viene presentata in prima mondiale al Salone Nautico di Venezia. Barche innovative con un accento particolare sull'ecosostenibilità. Assolutamente, l'hai detta proprio precisa. Allora, il Salone Nautico di Venezia sin dall'inizio ha avuto un'ottica di ecosostenibilità, però quello che vediamo in questo momento è che tutte le propulsioni che erano dedicate a imbarcazioni molto più piccole, quindi l'elettrico, l'ibrido, eccetera, stanno prendendo piede in una maniera molto veloce su imbarcazioni molto grandi. Al Salone trovate barche dal 1,5 metri, perché abbiamo dei gommoncini con motorizzazione elettrica Torqeedo, solo per fare un esempio, fino a, come abbiamo detto, barche da 38 metri, quindi la scelta è veramente ampia. Cosa importantissima da ricordare è che l'Italia è il primo paese costruttore di barche al mondo, Alberto. Assolutamente, allora per la diportistica sopra fino ai 24 metri di lunghezza l'Italia rappresenta più del 50% della produzione mondiale, un'eccellenza che ci viene riconosciuta e ne siamo molto contenti in tutto il mondo. 3 dei cantieri presenti, tra i cantieri più importanti a livello italiano e quindi internazionale, Azimut Benetti, il gruppo San Lorenzo, il gruppo Ferretti, rappresentano una fetta importantissima di questo segmento che tutto il mondo ci riconosce. Alle nostre spalle le barche a vela, un'altra barca ecosostenibile, però con una magia tutta sua. Ha un suo fascino che è il fascino del silenzio della natura. Si è immersi nel silenzio del vento, nel rumore del vento che sfiora le vele, ma la cosa nuova anche in questo periodo, in questi anni, è che anche nelle imbarcazioni a vela, sia catamarani che barche a monoscafo, l'introduzione di propulsioni elettriche. Quindi quando si entra in porto, ovviamente senza vela, si entra nel silenzio più assoluto, rispettando la natura. E per la prima volta viene presentata proprio qui a Venezia una barca idrogeno, vero? Assolutamente, una barca che arriva direttamente dalla Norvegia, il cantiere si chiama Hyrex, è una barca di circa 10 metri che con 12 litri di idrogeno consente di navigare 12 ore. Oltre a questo è importante la distribuzione dell'idrogeno e il partner Nat Power che produce idrogeno da fonti rinnovabili è qui presente con noi per chiudere la filiera. Record di visitatori, numeri importanti, non ci resta che inaugurare la 5ª edizione del Salone Nautico di Venezia. Direi di andare? Sindaco, partito come una scommessa, un grande successo il Salone Nautico. Sì, si può dire che è un grande successo perché ogni anno cresciamo di espositori, cresciamo di visitatori
e rivolgiamo un invito a tutti quanti a venirlo a vedere perché è il vostro salone, il popolo del mare. Lei si sente di fare dei grandi ringraziamenti, ha detto prima. Sì, ho fatto un elenco infinito di tutte le persone che ci hanno aiutato, in primis gli espositori e i cittadini di Venezia che comunque finanziano il salone, perché in ogni caso noi ci mettiamo risorse importanti. E questo credo sia un vantaggio per Venezia, ma per tutto il Veneto e tutta l'Italia. Una scommessa e un progetto in cui investire molto. Dobbiamo continuare a fare le piccole cose, migliorarci ogni anno, senza fare grandi progetti, promesse, discorsi a vanvera. Fare le cose, la gente oggi vuole fatti, i discorsi stanno a zero, per cui noi oggi registriamo i fatti e questo è un fatto, insomma. Venite a vedere le barche, sono bellissime, c'è il sottomarino da vedere per i bambini, si possono provare ad andare con le barche a remi, lo dico per i bambini perché poi la nautica, ci sono le barche importanti, ma prima si parte le barche piccole, perché compratevi una barca piccola, venite a vedere, è una libertà incredibile, poi sto moto tridimensionale, no? Che ti muovi proprio in maniera completamente diversa, è un'esperienza da vivere, poi c'è chi piace, chi non piace. È un atto di coraggio andare per mare, proprio per mare bisogna andare a cercare onde, il mare, con prudenza, si impara a vedere il tempo, dopo ti resta dentro. Il consumo dell'acqua, in mare non sei attaccato all'acquedotto, devi consumare con responsabilità, se no resti senza acqua. La benzina devi saperla fare, non c'è il distributore, devi sapere organizzarti un viaggio. L'impresa nasce da questa roba, per cui noi le nostre scommesse le vinciamo se riusciamo a essere modesti e umili giorno per giorno, un passo alla volta. Il Veneto vince così. Cosa rappresenta per la città e anche per l'Italia stessa il Salone Nautico di Venezia e non solo per l'Italia? Il Salone è la riscoperta della storia di Venezia e della storia del paese. Molto spesso nel nostro paese non abbiamo memoria e ci dimentichiamo che siamo uno stato sul mare che produce un sacco di cose bellissime e che poi però altri magari raccontano meglio, e quindi noi lo stiamo raccontando qui a Venezia. Infatti lo slogan è l'arte navale torna a casa. Torna a casa. Abbiamo visto un'inaugurazione importante, in soli 5 anni abbiamo avuto dei risultati eccessi. Tutto nasce da un sogno del sindaco che ha visto questa cosa prima che ci fosse e ha detto dobbiamo farla. Ci ha lavorato, il Consiglio Comunale ci ha lavorato moltissimo, gli sponsor, Vela, tutti insieme per realizzarla, ed è diventato quello che è, un punto di riferimento nel Mediterraneo e davvero un biglietto da visita per la città. Ha detto bene, un punto di riferimento per il Mediterraneo, questa Venezia che da sempre è storica, da sempre portatrice di novità. Anche questa è una grande novità anche per le infrastrutture che arrivano. Assolutamente, negli ultimi anni Venezia è tornata al centro delle dinamiche internazionali. La Biennale ha sempre più successo, il Salone Nautico, molte iniziative internazionali, il G7, il G20, ecco Venezia è tornata a essere capitale del mondo. Parla al mondo, il mondo passa per Venezia e la qualità delle presenze a Venezia è drasticamente aumentata, per fortuna, con molto impegno anche da parte nostra per lavorare più sulla qualità che sulla quantità, in tutti i settori, anche quello turistico. Questa è la festa del popolo del mare, la festa di Venezia, quindi sì, è importante l'esclusività, è importante il meglio dell'industria navale, ma ci sono anche spazi per la navigazione in laguna, spazi anche per il gioco dei bambini, spazi per la riscoperta della storia col museo navale e tantissime occasioni di divertimento e anche di crescita culturale con moltissimi convegni e dibattiti. Un grande spettacolo, abbiamo detto già dall'inaugurazione, abbiamo visto i paracadutisti arrivare, passare elicotteri, molto defetto, tutto molto defetto, ma non basta, molti sono anche gli eventi collaterali che ci saranno in questi giorni. Sì, sono centinaia le occasioni di confronto, di incontro, di dibattito sui temi del mare e parla col mondo, perché qui al Salone si parlano tantissime lingue internazionali. Lasciamo il Salone Nautico Venezia che ancora una volta ci stupisce con il suo scambio di saperi, conoscenze e lavoro.